Al Caderisi di Molassana si affrontano nell'ultima giornata di campionato di promozione Girone B, Molassana e Levanto. Molassana col pallino del gioco in mano già dai primi minuti, la prima occasione arriva dopo 7 minuti con Mereto che controlla il volo e calcia, ma all'uscita di Lagaio gli chiude lo specchio della porta. Risponde dopo un minuto il Levanto, cross dalla sinistra di Martinez e Pozzi che in girata non trova lo specchio della porta. Arriva dopo 15 minuti di gioco il gol del vantaggio per i padroni di casa con Drago che riceve lo scarico di Rappetti e calcia in porta mettendo la sfera sul palo più lontano segnando il gol dell'1-0. Molassana che raddoppia dopo solo 2 minuti e guardate che cosa si inventa Venturelli che vede un po' di spazio davanti a sé e calcia da 40 metri mettendo il pallone all'incrocio dei pali. Alla mezz'ora cerca di tornare in partita al Levanto con Capitan Rezzano che controlla e calcia ma Carlucci è attento e mette in corner. Nella ripresa anche Costa dopo 13 minuti ci delizia con un gol spettacolare. Sulla sponda di Mereto strappa il pallone dai piedi di Daniello e vedendo il portiere fuori dai pali segna con un tocco morbido da lontanissimo. Dopo 18 minuti ci prova ancora il capitano del Levanto a rimettere in partita i suoi, ma la conclusione di Rezzano termina larga. Molassana in completo controllo del gioco e dopo 3 minuti di recupero fischia 3 volte il direttore di gara. Il Molassana può festeggiare la conquista del secondo posto in classifica.